ogni giorno che passa con voi è solo peggio uno. Ma guardano poco, voglio, ma tu sei una cosa di pazza, non apprezza mai. Tu devi vedere il bicchiere mezzo pieno, no mezzo vuoto. Ma Stanio, il problema è che il bicchiere che me la a voi è sempre mezzo vuoto. Anzi, è vuoto totalmente. Ma io abito molto, in tutto quanto. Mamma mia, che mi ha combinato, mamma mia. Voglio, che può fare? Siete una cosa, facciamo una cosa oggi. Prima io affrava qua, prima io scaricano pochi roba e trimma Mastantonia qua. E allora chiamiamola subito, chiama Mastantonia. I Tappi sono su Radio Kiss Kiss Napoli. Ma dato cinese, Arturo cinese. Tutti in diretto, Ci chissà uno poco particolare, facciamo attenzione. Vediamo un po'. Pronto, chi è Mastantonio? Sì, chi è? Mastantonio, sono Mastanil, buonasera, come va? Buonasera. Tutto a posto? Mastanil. Ehi, ho fravacatore, Mastanil era pollo. Sentite, comunque non lo tengo presente, mica si tratta. Scusate, ma un attimo solo, Mastanil, ma chi si subito sa? Chi se non ti è costumato a cadere la gente che può? Prima si è issi, vedi un attimo si è issi, vedi chi si fa. Allora, via Ghisleri. Scala 2, ma pare. Via Ghisleri. Via Ghisleri, scala 2, ci troviamo? Sì. Allora, vi sto dicendo in poche parole, ma stando. Io sono Mastanile, sto prendendo la polla. Siccome ha già scaricato 34 sacchetti di giumenta, io voglio capire, ma io a che sto? C'è stata a casa. Sentite, ma io sono Mastandoni, però io sono chi che sta a catteggiamento? Sentite, siete Mastandoni o non siete Mastandoni? Io ma sta roba tengo coppo cambia. Secondo voi, mi portano da votare la rete. Ma per voi che volete fare? Pigliatevi sta roba e statevi zitti. Sentite, lo sto dicendo che sta roba non è mia. Nada voi. Io vi sto dicendo che sta roba è non vostra, perché se a me l'azienda, la ditta dove lavoro, mi dice che c'è scaricato via Ghisleri, scala 2, che scassa il mondo, e stasera scarica via Ghisleri. Punto e basta. Pronto? Ma stai. Io mi faccio un fegato fragile, chi si può stare con state calma, la chiamata da chiesto. Pronto? Chi è un Antonio? Ma chi è a te? Sto andando una cosa, chi è o non è? Voi siete una persona scostumata perché voi non attaccate il telefono mentre non stiamo parlando. Ma stiamo dicendo canzoni chi? Ma comunque sia, le cose si chiariscono, non si attacca il telefono come fanno i scostumati fatiente niente come state dimostrando così. Voi siete un uomo che non serve a niente. Voi siete un uomo inutile. Voi non siete buono a niente. Ah, mannaggia, chiamiamo un numero che si numero davanti. Non attacchivo. Pronto di Gregorio Rosaria, giusto? Sì, Peppe. No, signore, io sono Mastanillo, buonasera. Forse buonasera. Una panata. Allora, signore, siccome sta tutto bloccato con passo uomo, perché il uomo è bello e caro, però sta sempre traffico. Allora io sto dicendo, io arrivo verso le 7 più o meno. Siccome tengo i 34 sacchetti di cemento coppo cambia, e potremmo scaricare stasera senza che venga rimane a mattina. A casa mia? Signore, sicuramente a casa mia. Io personalmente non aggiungerate niente, avete sbagliato il numero. No, signora carissima, a me Alfredo Barona, che voi conoscete benissimo, mi ha dato questo numero di telefono perché c'è scaricato sta roba, fatelo giardino là. No. Come? Io sono Barone, che a casa mia non ci fa nessun lavoro. Signore, un attimo solo, li tengo 34 sacchetti di cemento coppo cambia, tengo 3 spezzapacca. No, mi dispiace. Signora carissima, non mi facete nervosire perché sapete che io sono uomo. Ma voi volete nervosire, siete WAP. A me poco mi interessa. Signor, che sono guap, sono fatte le mie. Proprio perché io sono guap, in mano in cuore le femmine, non da vita mia, non ci faccio mai messo, signor. State d'accordo che io vi faccio mettere, perché signor, io si vengo loca, prima chiappo il cane che tenete in tuo giardino e ho fuoco, la prima cosa che faccio, signor. Fate quello che volete, basta ristorare da munnezzi da casa mia. Signor, ma qua munnezzi, tengo 34 sacchetti di giumento, mi chiamo munnezzi, signor. Non è munnezzi, perché non è roba mia. Ma tengo pure 4 spezzacorna, chi sono che gusto? No, manco quelli là, a casa mia e non sono mai state. Signor, tengo una bastalota. Niente, se dici, ipoteca che fa? Sto facendo i crocchetti e mi ha perso l'enneteca. Allora, signor, ci pulirà. Io non vi blocco il telefono. Aspettate un momento, so che state facendo i crocchetti. Allora se facciamo una cosa, abbiamo trovato la soluzione. No, a casa mia potete mangiare, perché io sono lì a casa mia voglio nessuno. Allora, no, signor, a mangiare non possiamo mangiare, a scaricare non possiamo scaricare. Con cosa è stato il suo pulito? No, ma che pulito fa? Senti, sto qui da casa mia e voglio fare quello che posso. Allora aspettate un momento. Una cosa, telefonare fra la mezza letto, viene mio figlio. Aspettate un secondo, Giovanni, chi forse abbiamo sbagliato, controllo un attimo il numero di telefono. Signor, fa morire poco, pronto? Pronto? Signor, sentite una cosa, un necessario, ma un crocchio facete con la mozzarella o senza?
crocchè che facci? Lui può sapere mangiare. No, sa, c'è piacere, gente, pure se non venimmo a mangiare voi, ma se vi aspettiamo a basso, non pare che crocchè ci facile assaggiare. No, mi dispiace. Signora, scusate, ma è una porchiosa, signor. La casa mia è solo dei figli miei. Voi siete una porchiosa. Allora facciamo una cosa, Giovanni. Ma dai, a chi ha chiamato porchiosa? Ma perché ti stai zitto che mi offenda che sei la principale? Ma sta si sente che sta signora è una grande porchiosa. Allora, Dai, a chi ha chiamato porchiosa? A voi siete una porchiosa. Dai, la pecora. Voi, tutto pierde per tu i crocchè niente, capi porchiosa? Ma io non voglio la gente a nessuno, tutto quello che faccio a tutti i figli miei. bravo, allora, signor, facciamo una cosa. Noi veniamo là, non scendiamo a intocami. Voi stessa la coppa, ci scendete a panariello che crocchiari. E crocchè si ha da notte. Quando la gente stanno rumendo, i figli e crocchè. Signor, detto tra noi, me palle risai fatte. Pure palle risse. A tutti per i miei figli, non ci sta niente per nessuno. Signor, ma allora vi piace il panzerotto? O crocchè mi piace, sì. Signor, ma facete bella rossa o piccerino, signor? No, piccoli. Un bocconcino proprio. E allora siete una buon gustaia. Bravo. Sì, ma comunque siete una grande porchiosa. Tanto così che ti faccio vedere che cosa. Sì. Signora, allora, veniamo a noi. Siccome siamo delle brave persone, allora ma due sono che cosa? O vengo là che scarica roba e mi date i soldi, oppure vengo là che non scarica niente, mi date i crocchi e ce ne andiamo. Ma bella sistemata e corretta. È rimasto di poco che io sito. Tutto quello che da fa, io tengo due uomini da casa. Fate il numero di telefono. Quando loro dicono, mamma, ok. Allora, Signora! Mi è vero che i crocchè facete piccini perché siete una grande porchiosa e rossa ne potete fare? No, non mi piace a me, mi piace fare cucina quello che mi piace a me. Voi siete una porchiosa. Da zitto, state accorto, sai che cosa? È vero che ha tenuto lo stesso olio per crocchè a Ruian? Può pure io sto conviene nel venire. Siete pure zezzosa allora, siete zezzosa. Sporca. E allora che andiamo a fare? Signor, ma vuoi che insomma siete una bella femmina, signor. Magari che sto un po' di marito. Sono bella, sono brutta, non sono problemi vostri. No, ma giusto i complimenti che ha fatto mio marito, ma mi hanno abbassato tutta la vita. Ma sta lì, che sta signora, perché ci portate lui un crocchè?